Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo da mascherina, oggi parleremo di quelle persone un po' birichine che praticamente non vi lasciano stare, che potete trovare sui luoghi di lavoro, sui mariti, sui fidanzati, insomma tutte quelle persone che vi circondano. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Legana Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook e anche in Telegram nel gruppo dei magici arcieri Bertoldini. Entrata gratuita, parliamo di esoterismo in linea generale, cabala, ermetismo e quant'altro. E naturalmente è gestito dal Legame Amaretto Veneziano, coadiuvati da Milas. Tengo a precisare che i link sono sotto qui in descrizione, se vi volete anche lasciare un commento al vostro Marietto contento, anche un bel super like. Bene, vediamo un po' di queste persone che noi incontriamo generalmente, spesso, volentieri, magari come birichini, come colleghi di lavoro, mariti, fidanzati, amici, vicini di casa e quant'altro. La prima cosa che noi vediamo in queste persone è che manipolano volentieri la realtà, cioè praticamente dicono delle cose molto probabilmente anche a vostro svantaggio. Poi in altre cose sono false, si grattano o quando parlano e dicono queste falsità, magari il naso, oppure buttano gli occhi alla vostra destra, oppure praticamente raschiano la voce. Quindi praticamente voi li capite da questi atteggiamenti, da questi sintomi che praticamente vi stanno dicendo di quelle cose che non sono reali. Poi non riconoscono mai i loro sbagli, i loro errori. Loro praticamente sono perfetti, camminerebbero anche sull'acqua e non accettano che qualcuno gli dice che hanno sbagliato. Non si scusano mai e quindi solo voi fate gli errori, e se voi fate qualche piccolo errore, qualche piccola pecca, ecco che invece la ingigantiscono, praticamente non vedono la pagliuzza nel loro occhio, ma vedono la trave nel vostro. Sono tipi soggetti così, vi ricordo che potrebbero essere tranquillamente dei vostri colleghi di lavoro. Poi un'altra cosa interessante è queste persone che sono sempre vittime, cioè a loro il mondo praticamente gli soffia sempre contro. Il mondo ce l'ha con loro, ci sono complotti da tutte le parti che parlano solo male di loro. Praticamente loro sono quelli che hanno il compito di salvare il mondo, perché il mondo è sempre solo contro di loro. Poi omettono informazioni che possono essere importanti per voi. Possono capitare delle informazioni di coppia, ad esempio, che negano l'evidenza che vi hanno traditi. Praticamente ci sono queste persone che magari voi dite a loro dei segreti, cioè che potrebbero essere fidanzati e roba del genere, ma praticamente vi tradiscono, potrebbero essere delle amiche che gli raccontate delle cose e loro magari con questa persona che voi vi confidate vi tradiscono sia sentimentalmente con quella persona a cui voi mirate, oppure praticamente negano in ogni caso l'evidenza che vi hanno traditi. Poi potrebbero essere anche persone lamentose che hanno sempre qualcosa da dire sugli altri e vogliono farvi vivere i loro sensi di colpa, i loro problemi, cioè praticamente i suoi pesi vogliono metterli addosso a voi, vogliono farvi sembrare che voi siate quelle persone che praticamente possono salvarli e vogliono farvi entrare in questa orbita, in questo radar. Ecco, questi sono dei sintomi in cui praticamente queste persone hanno un cuore malvagio, hanno dei sentimenti che è meglio praticamente tenere lontana, perché quando entrate in questa orbita praticamente diventate parte del loro radar, del loro tassello, del loro mosaico. Il vostro Marietto Veneziano cosa vi consiglia? Vi consiglia di seguire le pillole di Legana Marietto Veneziano, proprio quelle per tagliare questi legamenti perniciosi, queste cose che si sono cristallizzate, perché molto spesso quando si entra in questa orbita di questi personaggi si diventa quasi succubi senza rendersene conto. La prima cosa appunto è guardare queste pillole, cercare nel canale del vostro Marietto Veneziano quelle pillole in cui parla di quei circuiti radionici, di tagliare questi legami perniciosi, di tagliare questi legami strani e usare magari la pillola anche della torcia e della lama, fare sicuramente il cerchio di fuoco e l'ovetto colorato e le meditazioni della stella di Davide. Dopodiché chiaramente attivare tutti i circuiti che si può per togliersi questi personaggi di tono che purtroppo alcune volte potrebbero essere anche tranquillamente il marito o il compagno che si è scelto in momenti di
cecità, mettiamola giù così. Bene, cari amici, detto questo, il vostro Maledetto Veneziano vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, vi chiedo se non avete ancora fatto di iscrivervi al canale del Degano Maledetto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!